È permesso? Chi è avanti? Scusate, abita qui la signorina Chiappariello? Sì, signore, e voi chi siete? Sono il promesso sposo, mi chiamo Oliva, vengo da Gaeta. E per forza. E che significa per forza? E che quasi tutta la uliva venne una gaeta. E che c'entra una Oliva con me? Io sono Filippetto Oliva, vengo da Gaeta perché sto in casa là, no? Ah, ho capito. Siete voi che dovete sposare la signorina Chiappariello. Perfettamente. È stato un matrimonio combinato per corrispondenza. E sposatevi l'ambressa, a così facete Chiapparielli a uliva. Spiritosa la cameriera. Ma va che chiamopata. Ah, è issa che sta venendo a questa parte. Buongiorno, Buongiorno, a chi desiderate? sono Filippetto Oliva, la persona per la quale vi ha scritto il vostro compare da Gaeta. Sono venuto per stabilire ogni cosa. E volete parlare? E ve l'ho detto, no? Parlate più forte, che lo signore è un pochino surdo. Ah, voleva dire io. Io giovanotti, io sto aspettando voi. Volete parlare, sì o no? Ecco qua, sono Filippetto Oliva, il promesso sposo di vostra figlia. Io faccio promesso una quadriglia. Quando? E all'ultimo carnevale. Ho detto il promesso sposo di vostra figlia. Ah, ho capito. Meno male. Allora Bettina, vai a chiamare mia figlia, vai. Subito, signore. Accomodatevi, prego. Grazie, grazie. Sicché voi siete quella persona del compare. Proprio. Ah, io vi aspettavo ieri. Lo so, ma non mi fu possibile. Ah, teniste fare sibile? No, tenete la scarlatina. Ho detto non mi fu possibile. Ho capito, Eh. ma è lo stesso però. O prima o poi, basta che si combina. Vostra figlia è in casa? Sì, è padrone di casa. Tiene 2 quartine e un Ma vascitillo. qua faccio dire, io ho detto vostra figlia è in casa. Ah, sì, sta nel bagno. Ma vedete venire. E non perché è mia figlia, è un zuccarillo. Tiene un piccolo difetto però. Dite la verità, fosse sordo pure esso. No, non è fisso. Anzi, la figlia in trocchia si è verità. Ho detto fosse sordo pure esso. No, tenono solo un po' di raffreddore alle orecchie. Allora stiamo a posto. Qua sta la signorina. Buongiorno. Teresibile, papà. Qua c'è quel giovanotto che ha mandato il compare. Piacere. Molto lieto. Venite da Orvieto? No, venga a Cambumbazzo. Ah, suonato contrabbasso. È una bella professione. Mamma mia, che se sta più guaiato lo padre. E parlate, dicete qualche cosa. Ti sto parlando a mezz'ora. O compare per la ritta che si tratta. Chi è che si gratta? Il mamma ci ha fatto un bagno. E ti sarà aiuto l'acqua in diretta e ti ha venuto il zordì. Ma chi mi ha cercato di venire qua? Dunque veniamo a noi, che state facendo solo mosse e non parlate mai. Veniamo all'assorbente. Voi siete disposti a sposare mia figlia? E come no? E perciò sono cornuto. Ah, se siete cornuto, no. È cornuto pato, tu sa. Ma che avete capito? Io ho detto perciò sono cornuto. E parlate chiaro, voi non mi facete capire. Io non mi faccio capire. Qui è il re che è tenuto per guarnizione. Sta passando la processione. E in viso, Teresì, mi è coperto fuori al balcone. Ma io la musica non la sento. Sta luccando la pazzariello. Sta liccando mazzarella, chi? Il luavuso e patata. Che lo sfrangiuso e fratata. Ma che state dicendo? Mamma mia, mo esco pazzo. Uè, scostumato! E si dicono sti parole vicino a papà? Mamma stracci le panna a culo, ma voi non sentite proprio niente. Ah, chi fai cadere diente? Mo ti scippa la faccia! Parliamo con calma, non mi agitate. Che volete parlare? Capo mi fa sentire, ci vuole cannone. Tieni gli orecchioni e ti vuoi sposare a me! Accurato, va prima e poi venite a parlare di matrimonio. Mamma mia bella, mamma viene un moto. Mo' venuto terremoto! Voi che dite? Papà, Ma scappammo! toiato, venite Se a ne parla l'altro giorno, fuim! Figlia mia, fuim! in che epoca? Sta facendo una replica! S'aggiornà! Mi è diciamo manatoia! Fammi alle orecchie Oh, d'oro. Filippo, siete rimasto solo. E me la da pasta in dietro su. No, avete combinato tutte cose. E sgravata la figlia rosa, che cosa fa? Ma che siete diventato sordo per voi? Ma non mi scade pure a me, ma non mi scade pure a me, pure a me.